Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento di Viaggi in Friuli, una serie di 5 speciali realizzati da Arlef, Agenzia Regionale per Lingue Furlane, in collaborazione con Telefriuli, per farci conoscere meglio la nostra lingua e la nostra cultura. Ogni anno, ai 3 di aprile, è la Festa de Patrie dal Friuli. Si ricorda un momento importante delle nostre storie, un momento che ha segnato in profondità la nostra identità e no nome. Al 3 di aprile del 1077, l'imperatore del Sacri Romani Imperi Indri IV al consacra il potere dei patriarchi di Aquilea. Al patriarchiato al diventa un stato. Ma c'è non arrivasse a tutto questo. Come covin potuto vedere, in questo primo frammento dal documentario che ci accompagnerà di lunghe serate, Friuli, viaggi e storie di Regiù di Massimo Garlatti Costa e presentato di Loris Vescovo, ai 3 di aprile dal 1077 a Pavia l'imperatore Indri IV al fissave la nascita dal Stato patriarchiale Furlan, tanto che premi per lealtà dal patriarca Siart, che di lunghe guerre civili contro l'imperatore si era mettuto le sue bande. L'istituzione del patriarchiato ha avuto il gran merito di mettere fino al secolo XV il Friuli e tanti altri territori in un solo organismo statuale, arrivando, perché epoche, a forme di organizzazione civile un'evore avanzate. Mi piace l'idea di cominciare questi nostri piccoli viaggi in te storie proprio con la domanda dal filmato che vi appena veduto. C'è molto arrivati a tutto questo per dare risposte a queste e ad altre domande sul nostro passato di popolo e per capire molto che lette dal patriarchiato e tutti gli altri avvenimenti che si sono dati la volta da quel momento in Friuli hanno influenzato i nostri territori, la nostra storia, la nostra lingua e dunque il nostro presente, ho fevelarin col dottor William Cisilino, direttore di Arlef, dell'Agenzia Regionale per Lingue Furlane, con la dottore Francesca Battistuta dal Sporter Regionale per Lingue Furlane e con il dottor Marco Torresin, anche lui dell'Agenzia Regionale per Lingue Furlane. Buonasera a tutti e benvenuti, grazie per essere con noi. Scominciamo allora a entrare dal vivo dall'argomento delle puntate, con una prime domande che ho indrecciare al dottor Cisilino. Dottor Cisilino, quale ieri è la situazione in Friuli, dal nostro territorio, prima dal 1077? Venga stai, quanto e perché si scomincia alla fevalà di un dominio patriarcale in Friuli? Ma disin che il 3 di aprile 1077 è la tappa finale di un percorso che è attaccato dai secoli prima. E questo perché a mancul da di Carlo il Grande, gli imperatori hanno attaccato a fare donazioni alla Iglesia d'Aquilea, al patriarca, donazioni di territori, di paesi e via in avanti, e da queste maniere hanno contribuito a feudalizzare il patriarcato, venastai di dai territori dove aveva il suo dominio. Le anche di giunta che a imperador stava ben chist, di una banda perché il patriarcato era una realtà, un evore credibile, sia a livello locale, sia a livello anche internazionale. E con di più, a lei di ricordare che il patriarca che anche al morive non aveva successore, per la quale l'imperatore dopo poteva nominare cui che il aveva bene a lui. Ma qual è ieri l'estensione territoriale dal Stato patriarcale?
Beh, il Stato patriarchiale, che non è di confondi con la diocesi di Aquilea, con la metropoli Soredù di Aquilea, il Stato al chiappava dentro il Friul, come che lo conosciamo, ve stai le 6 province di Gurizia, Pordenone e Udin, più il mandamento di Puart, e dopo il chiappava dentro anche tutto il Chiadovri e l'Istrie, anche se le di che dalla parte delle Istrie il dominio non è stato mai dal tutto tranquillo. Nos interessa come approfondì con gli autori dal documentario il concetto che lui, dottor Cisilino, ha ben rimarcato e sue risposte. Venastai, l'insiorassi progressivo dal patriarcato, tante conseguenze dal sole am con l'imperatore. Vi odin dunque il prossimo frammento. Con le continue elargizioni da imperatori sottons, i patriarchi si diventano i più potenti proprietari del Friuli. In tal 2019 vengono nominati tanti patriarchi Popon. Popon sfrutta le posizioni strategiche del Friuli e mantiene una politica fedele all'imperatore. Queste politiche filo-imperiali e porterà all'Eglise furlane una sicurezza che prima non si era mai veduta. In tal 1077 l'imperatore Indri IV ha sicchiato e affrontato la ribellione dei principi tedeschi che bloccano le vie per gli germani. In questo momento, un evore delicato si geart e dà una mano all'imperatore che per riconoscere al decide di dare i diritti feudali in mano al patriarca. Questo vuol dire che le piccole patrie e diventa un Stato. La politica filo-imperiale dal patriarca Siart dunque ha portato a Eglise furlane donde dal potere spirituale anche il potere temporale sulla patria del Friuli. Ma sapete che il patriarcato di Aquilea ha una storia ben più antica che fonda i sos lidris dai primi segni del cristianesimo. Cisilino, di quante parcelle il vescovo di Aquilea hai attaccato a chiamarsi patriarchie? Ben, ai inizi del cristianesimo in Occidente, nome il vescovo di Roma adoprava il titolo di patriarchie. Il vescovo di Aquilea l'ha attaccato a chiamarsi patriarchie in un momento specifico, proprio in opposizione al vescovo di Roma, all'Eglise di Roma, quando torna metà del V secolo è stato un vero e proprio sisma, il così chiamato sisma dei 3 capitoli che ha veduto l'Eglise di Aquilea separarsi dall'Eglise di Roma, separazione che è durata un'ora a di lungo fin precisamente al 699. Per altri, se no alina lei anche certi letteri che l'Eglise di Aquilea scriveva a che di Roma proprio Taccheians, l'Eglise di Aquilea non si sentiva seconda a che di Roma, perché a Diseve di essere state fondate di un evangelista San Marco. Fra l'altro anche noi in DDW che anche a Clamin qualche partalian si definisce arcobaleno, a fare memorie di chi sta chiose qua, perché lo Clamin arc di San Marco è proprio leato a chi. Però ho disares che la roba più impressionante dell'Eglise di Aquilea era la sua estensione territoriale, l'estensione delle sue metropoli, che acchiappava dentro la Venezia e Istria, Venastai la regione che così a Sares come UE che è dal Veneto e dal Friuli e Istrie, ma anche i territori che stavano al nord, con che come la Bavaria e l'Austria, a est arrivava fino in Slovenia e Croazia per zone dal fiume Sava, fino a toccare il lago Balaton in Ungheria, e a ovest arrivava fin tremai ai diocesi di Como e anche più in davanti fino in Svizzera, pertanto un'estensione per da buon grandonone. Un'altra curiosità, per ciò che riguarda il ruolo che ha avuto l'Eglise di Aquilea all'evangelizzazione delle popolazioni a nord e a est
d'Europa è il fatto che anche UE come UE i sloveni acclamano la Pascha Velika Noc, che sarebbe la traduzione letterale di Magna Nox, proprio come che la Chiesa aquilaiese acclamava il principale rito che veniva fatto fra la Sabide Sante e la Domenica di Pascha a Aquilee, e che era il momento centrale di tutta la vita liturgica dall'anno. È da buon impressionante sapere troppo che fosse largato il territorio di Iglesie di Aquilee. Come facciamo une polse? Cisilino, puoi spiegarnos però perché vuoi il patriarcato si lucchiate a Vignesi e no a Udin, dutune col culto di San Marco? Ma la storia è un'evore complicata, per dire la verità, ma c'era di fare un struc. Quando dal 560 vot arrivano in Friuli i Langobars, il patriarca conduce la sua iglesia al Chiapepore e al Schiampe a Grau. Al Schiampe a Grau e si ferma lì. Dopo un po' di tempo, anche al Scuviars, che chi si Langobars, che erano sì eretici, perché calavano da urde eresie ariane, ma non mangiavano i frus, come si dice, e anzi stavano acquistando sempre più potere in tal nord d'Italia, al decid di tornare a Aquilee, di tornare a Papo VI, che era la sua sede vescovile metropolitica. Però che di Grau, anzi paresse più corretti, i bizantins, non erano favorevoli a queste robe qua, e allora hanno eleggiuto un altro patriarca, che può darsi definire anche antipatriarca, ma dopo la roba è là da in davanti, per la quale sono restati in peace due patriarchiati, che il di Aquilee e il di Grau. Man a man però che la storia deve crescere il potere di Vignese, de Serenissime, che il patriarcato di Grau alchialava sempre di più verso Vignese, fin quando appunto non si è partita da la venerazione per San Marco, che anche voi come voi ha riferimento per Vignese, e dopo un certo punto proprio anche la sede fisica dal secolo XV si è spostata lì a Vignese. La roba sfortunata, per il patriarcato di Aquilee, è stato il fatto che il patriarcato di Aquilee aveva come competenza territoriale sia la parte venete sia la parte imperiale, e chi sta l'ha comportato che all'impero dava un'evore di fastidi e ha tentato in ogni maniera anche cirendo un accordo con Vignesi di eliminarlo, roba che è succeduta dal 1751 quando il patriarcato di Aquilee aveva appunto scancellato e avevano creato le due arcidiocesi di Gorizia e di Udin. Vignesi, l'Austria, dal sicuro il Nestri è sempre stato un territorio continduto che dal periodo del patriarcato ha divedato un'evore di fastidi ai poderi d'ogni. Viodini insieme, c'è che la sua organizzazione poteva essere considerata un'evore avanzata come covindit prin per sue epoche. La struttura del patriarcato ha fu imbastita da urda esempi dai principati ecclesiastici di Germania, in sintonia con le sue nature di baluardi e bastion delle politiche imperiali in Italia. Elemento fondamentale fu la sua consistenza territoriale, per via che gli avadis decisugis di appartenenza a famiglie tedeschi, le patrie erano tutun dall'Ivence fino al Timaf, e per certi periodi si acchiappava dentro anche il Chiaduvrin e certi stocks di Slovenia e di Istria. Al patriarca aveva tre chiaris. Come vescovo, all'area a chiave di una diocesi fra le più grandi d'Europa. Come metropolita, all'area chiave spirituale di una provincia che leva dall'Italia settentrionale fin tramai che al lac Balaton e al Donau.
e tant che Princip aveva plena sovranità sul Stato Furlan, all'area a chiave dall'esercito e al decideva di guerre e di pace. Al patriarche acchiappava le investiture canoniche d'eglesie di bande dal pape e che feudal di bande dall'imperador, in una cerimonie un'evore particolare che si teniva proprio a chi de basiliche di cividat. Il patriarche l'era aiutato dall'avvocato d'Eglesia Aquileiese, una chiarie che dai Heinz era diventata ereditaria dai cons di Gurisse. I cons di Gurisse, per loro miris territoriali, erano più un problema che gli autori per il patriarche. Il potere del patriarche, quasi come una monarchia istituzionale, aveva due istituzioni un'evore importanti per lo Stato Furlan, che dal Parlamento e che dalle comunità. Il Parlamento era un'assemblea consultiva che aveva dentro elementi dal clero, dai nobili e dai comuni. Via per sua attività, il Parlamento ha buttato fuori un codice di legge un'evore importante, il codice dalle Costituzioni da Patria e dal Friuli. Dottor Toresin, come convinvi veduto, il patriarcato era dunque caratterizzato di una sue forme organizzative particolari, un'evore avanzate per sue epoche. Il Parlamento de Patria dal Friuli. Parceis al Nassut e quali erano le caratteristiche principali di queste assemblee? Allora, il Parlamento di Patria dal Friuli è nasciuto per sé che il patriarca, che era diventato principe dall'impero dal 1077, si è accettato a governare in senso politico. Venga sta a come dare stradis, a batti monete, a organizzare l'esercito e a fare giustizia su un territorio nevore largo. Che qua erano le iesudis dal bilancio del Stato e il patriarca si accettava a reclamare al Parlamento che aveva di pagare li si entradis, o ben l'alto clericato, il vescovo di Conquardie, gli abbas di Siest, di Muec e di Rosacis, i nobi, e tra che era il conde di Gurizze, che in alcune situazioni aveva anche di ciappare il puesto dal patriarce, in che situazioni di impedimento per il suo status di cleric. E le comunità che avevano i centri di borghesia commerciale che erano lavoro di svilupparsi di lungo le strade principali, anche Vencion, Glemone, Tumiec, Sacile, San Vital di Liment. Se di una bande il patriarca rappresentava il Stato feudale, o se di il Principatus Italia et Imperi, che era nasciuta il 3 di aprile del 1077 su concessione dall'imperatore Indri IV, di che altre bande il Parlamento rappresentava l'Universitas Furlane dal Princip. Il Parlamento era già in funzione tra i Prince dal 200, il documento più antico che aveva dal 1228, e intanto in Inghilterra veniva approvata la Magna Carta era il Consiglio Dome dai Nobi dal 1215. Che due casi sono i primi due esempi di istituti parlamentari che avvengono in Europa. E i lavori assemblea erano fatti in lingue furlane. E dal XIV secolo il Parlamento era già l'assemblea legislativa più grande e era anche il più grande tribunale per l'appelazione amministrative e riusciva anche a controllare l'operato del patriarca. Dal 1420, con la venuta di Vignesie, il Parlamento ha continuato a esistere, però è stato esautorato. Perché che le decisioni erano inciappate dall'utinente Vignesie, che non consultava neanche il Parlamento se no per pro forma.
E l'at final è stata al 1805, quando è arrivato qui Napoleon e che l'ha deciso di sopprimere definitivamente il Parlamento. Grazie, dottor Toresin, per il suo intervento e per completezza delle sue risposte. Dottor Cisilino, ho vinto velato di cemut che ieri organizzato il patriarchiato. Cemut funzionava invece l'organizzazione delle vite civili a livello plurilocale e c'è collegamento ieri al fra i due livelli? Beh, disin che a livello locale esisteva una sorta di democrazie dirette, perché nei paesi esistevano lì vicini. Venivano des assemblee formate dai cittadini di quel paese, di quel territorio, venivano di int che era hasta lì, che lì aveva una chiesa, era stato chiamato un design, e si mettevano ad una ponta questa assemblea, nominavano un presidente dell'assemblea che si chiamava Dean, e per questo anche la diffusione dal cognome Dean, Deana, Degano, dalla forma venetizzata. L'assemblea nominava anche una sorta di sindac che si chiamava Massar e due assessori, si chiamava Singue, che si chiamava Giuras. Questo governo locale aveva di stare da ora all'amministrazione dei beni pubblici e in particolare dei comuni venastai quel territorio dove gli abitanti del paese potevano là a far passare gli bestie, potevano chiappare insomma potevano fare un'attività a loro pro. Invece a livello statuale era sicuramente la struttura del patriarchiato che stava da ora all'ordine pubblico, prima di tutto, alla politica internazionale, le alleanze, le guerre, la pace, chiaramente, e dopo anche una piccola politica economica, può dare inclamale, una vorrei diverse rispetto a ciò che la possiamo concepire come. Per esempio, uno dei poteri del patriarca era quello di poter decidere che una città potesse istituire un marchiato. Udin, arrivato a affermarsi come città e come capitale da Friuli, a scapito di Cividad, che era la capitale precedente, proprio di quando il patriarca ha deciso di dare il marchiato e di lì va in avanti il successo di Udin. Grazie Cisilino. Interessante sarà Vio di Cumot, al prossimo frammento dal documentario, in quale maniera che il periodo di massime sfloridure culturali e storiche dal patriarchiato alvignerà dal dut savoltat con la fin de politiche filo imperial e con la nuove alleanze col papat, venastai con la Lega Guelfe. Uvio darin dopo une polse. Benchiatas, come covin annunciato prima, ovvio darinta al prossimo frammento dal documentario in quale maniera che il periodo di massime sfloridure culturali e storiche dal patriarchiato alvignerà dal dut savoltat con la nuove alleanze col papat, con la Lega Guelfe. In questo periodo al Stato Furlan al vivo il pic delle sue esistenze storiche e le corti del patriarca e piene di poeti, di giuristi e di uomini di cultura. Dunque le lingue tedesche e latine e chiappe mal le lingue furlane, che di lingue dal popolo e diventa lingue letterarie. E sono proprio di questo periodo le espressioni poetiche bielo dumplo di valore e piruccio miodoc incolorite. Il periodo del patriarchiato filo-imperiale finisce quando il patriarca Berthold si vide costretto a stringere un'alleanza con la Lega Guelfe, venastai che dal Pape. Ma le politiche papaline non parte nessun chiaro vantaggio al Friuli. I patriarchi, che sono tutti di divinianze italiane, appartengono in davanti alle loro politiche nepotistiche e di interesse, e in dome 80 anni e s'avvolti in tutte le strutture del Stato.
Ma dal 1334 il Papa Gioan XXII al nomene tanche patriarchie il suo cappellan francese Bertrand de Saint-Genès. Bertrand era un uomo di grande energia intellettuale, morale e fisiche e anche se aveva già passato i 70 anni arriva in Friuli con che di ricostituire l'integrità territoriale del Stato. Ma la politica inflessibile di Bertrand e porterà i feudatari e massime al conte di Gurisse a svendicarsi. Al 6 di giugno del 1350, bien che Bertrand stava tornando su a Udine con le sue scorte qui chiavai, aveva fermato qui le campagne di Richenfelde e barbaramente copate e a suo corpo, in segno di disprezzo, aveva mandato su un chiaro a Udine. Ben, di questo filmato vi capite che le divisioni interne al Friuli hanno fatto bruttire al Stato patriarcale furlan. Voi, il corpo di Bertrand, è conservato in te cattedrale di Udine, dove che dal museo, dal domo, sono esponuti anche i vestiti che aveva su quando è stato copato. Si tratta di testimonianze su nevore importanti, no, Cisilino? Sì, perché avendo sentito che è stato copato, il patriarca Bertrand è stato detto, è stato dopo mandato a Udine da un chiaro e precisamente prima di essere montato sul chiaro è stato voluciato le stoffe che avevano lì. Fra questi stoffi avevano la bandiera che Bertrand portava da con sé, venne stata la bandiera dal Friuli che ha conosciuto chiam celeste, aquile color aur, sgriffis rossis, bec viart, che è una delle bandiere più antiche del mondo. Si può chiamare al museo del Domo e per la precisione è la settima bandiera più antica del mondo. Lo sappiamo per questo fatto che purtroppo ha costato la vita al patriarca Bertrand. Beh, prima di là in denan con i nostri ospiti, in questo viaggio che ci farà anche capire mai che il periodo del patriarcato si è concluso, mi piacerebbe approfondire un aspetto che è stato citato proprio dal documentario Costin Viodint. Venne stai il concetto di identità furlane che, come Costin Viodint, al passe anche per Lenghe. Lenghe che in tal con de storie del patriarcato si alce ad un livello di lenghe letterarie. O indrecciare queste domande ai dottore Battistuta. Quale ise la divinince delle lenghe furlane? C'è mutai al fatto il furlan a mantenuta i secoli, quasi intatte la sua fisionomia. Il furlan è una lingua romaniche che fa parte del gruppo des lenghis ladinis o reto-romanicis. Si è insediato su lenghis di sostrato pre-roman, massime il celtic, e sulle lenghis des popolazioni che di lungo dai secoli hanno condividuto col Friuli la sua storia, come le lenghis germanicis, tanto che il gotic, il langobard, il tedesco, il sloven. Di quanto chiappe carattere definitivo la fisionomia linguistica del furlan? La fisionomia linguistica del furlan è i caratteri in edade di tempo che va dal VI al X secolo, anzi se alle di che la prima citazione di un idioma particolare in Friuli è un evore più antiche. Di fatto savin di una note di Santi Aroni che già in tal V secolo per prime volte in Italia il vescovo di Aquileia Fortunanzian aveva scritto un commento dai Vangelis in tal rusticus sermo. Vale a dire il linguaggio dal popolo, dunque in tal latin regionale dagli aquileiesi. O podem dire anche che il furlan si può considerare tanto che un idioma neolatin disin attaccato più o meno dal 1000 d.C. E è testimonianza di questo fatto, per esempio, l'assimilazione completa di bande dal furlan des fevelis dai colonos slavs, che erano stati chiamati dai patriarcis, quando avevano di tornare a popolare le zone dal Friuli che erano state sfiscate des incursioni dai avars e dai ongers. Dottore Battistuta,
Quali sono le caratteristiche linguistiche del Furlan? La caratteristica linguistica del Furlan è la sua forte individualità arcaiche e tradizionale, con la conservazione anche di fenomeni particolari dal tart latin, come per esempio il plural sigmatic dai sostantivi o il nes consonantix con la L, e anche delle innovazioni particolari come le prolungate vocali e la palatalizzazione des velars denant DA. Ovunque di più un'evore di testimonianze dall'uso di us pratici e amministrativi delle lingue furlane, già dal XIV secolo, e queste testimonianze ci permettono di ricostruire il percorso storico linguistico del Friuli. Poi dopo, sempre in quei stessi secoli, è nata la letteratura furlane, che come sapete è una letteratura che ha passato 600 anni. Grazie, dottore Battistuta, per sue risposte esaustive articolate. Veniamo ai ultimi due frammenti dal documentario, frammenti che ci aiuteranno a capire quali sono state le cause del fin del patriarcato. Ovvio darin c'è molto che il dominio di Vignesi e la sua azione repressive violente ha insegnato in profondità i nostri territori e le nostre storie di popolo, destinata a mantenere in tai secoli a pet di che e dal suo potere una condizione di sotanismo. Una delle cause dalle fin da centenarie indipendenze delle patrie del Friuli ha fatto di sicuro il contrasto in Enfri, cividat che aveva desobande gran parte dei comuni furlans e Udin sbrontate dai savornians e dai venezians che c'erano in mille maniere di pandisi in Friuli. La situazione aveva di male in piedi quando dal 1389 il patriarca Zuan de Moravie al fa scopare Fidri Savornian per venire lui stesso scopato 5 anni dopo di Tristan al fi di Fidri. Vignesi è sempre più determinata che per il Friuli, per far fuori i più fedeli alleati dall'impero e anche per far soi come escono le Germanie. Il Parlamento de Patrie ha domande aiutori tanto al Papa che all'imperatore. C'erint in tal stesso tempo un qualche accordi con la Serenissima. Ma dal 1418, con le truppe mercenarie di Taddeo d'Este e Filippo d'Arcelli, Vignesi entra dai territori de patrie del Friuli e gli lavora. Il nobile Furlan Tristan Savornian, passato qui Venice, al cio più volte di entrare a Udin per chiappare le città, arrivando perfino a suare l'eroe per chiappare peset le città. Cisilino, c'è molto mai a un certo punto Vignesi ha deciso di invadere il Friuli, dando vita a una delle più grandi guerre che avete intocchiato i nostri territori? Ma diciamo che, come si è veduto, di guerre hanno avuto tanti, non come dagli ultimi anni. Diciamo che a un certo momento, dai primi del 1400, il Friuli si è chiamato a essi il classico vas decreto tal mies di doi vas di fier. Benastai la Serenissima e l'imperi. E chiaramente essendo alleati dall'imperi, quando la Serenissima, che era al massimo della sua potenza, aveva deciso di slargare i suoi territori anche sulla terraferma, il Friuli ha domandato aiutori all'impero, ma in quel momento l'imperatore era occupato in altri guerre. Quindi più al va riguardato, lo vi sentito anche dal documentario, che alla fine la guerra veniva fatta dai mercenari, per la quale chi aveva più bes aveva più possibilità di vincere. E in quel momento lì il patriarcato era in un momento di forte debolezza, non come istituzionale e organizzative, ma anche economiche. Questa ha contribuito a forte
a fa piardi che guerre lì che è durate qualche anno e dopo anche chi srovin sentito al documentario un'altra grande debolezza è stato il fatto che un gruppo di nobili come i Savorgnan ma tanti altri hanno tradito il patriarchie e anche certe città, certi paesi hanno tradito la causa de patria dal Friuli. Questa l'ha comportato purtroppo che la guerra conduca in stati anche dalle zone soprattutto al Friuli occidentale di disi con forti resistenze, a volte anche eroiche, però purtroppo la guerra è stata perduta e con che abbiamo perduto per sempre la nostra indipendenza. Si fermin anche un momento per une polse. Ben chiataz, o podarin vio di Cumò, ben rindude dal documentario di Garlatti Costa che gli è stata la fin tragica e inesorabile di queste guerre. Le guerre fu violentissime. I veneziani fanno coparie delle popolazioni civili furlane e fanno in mille maniere per rovinare le campagne in maniera di chiappare per fame le popolazioni. I furlani, con una civiltà di nuovo insieme, accirin di difendere valorosamente le patrie dal Friuli. Al 9 di maggio del 1418, proprio da qui a Cordovat, con Cesco di Prodolon, ed han battaglia e battin i veneziani, facendo coparie dai loro. Intanto le guerre ci ha perdute le patrie e i furlani si cercano di prontare una difesa, ma civiltà stremate dai combattimenti e a di rindisi e sottomettersi alle Serenissime. Questo è un colpo un'evore dur per patrie, che segnerà tutto il destino del patriarcato. Sotto la sede dei bombardi veneti si colin anche Sacil, Chianive, Purcie e Davian, che vengono brusate dai veneziani, e da spo le eroiche resistenze del conte Nicolau e Cole anche Prate. Intanto al patriarchi e al Cirdi tornati a pacividad e con 6.000 uomini e al conte di Gurisse finalmente fedele per 15 giorni al Cirdi vinci le resistenze dai veneziani, ma le neve e al freddo e fanno al zuc dai difensori. Intanto al patriarchi Ludovic di Tec all'asse Friul sicuro di chiatagno vi alleanze, ma le situazioni ormai sono drammatiche e con Bellun, Feltre, Poart, San Vit e anche Cordovat. I nobi furlans, viudù della malparade, si danno a Vignesi un da urdi che l'altri. Udin, la città che per via dai Savorgnan era sempre stata un'evore d'ogni di Vignesi e prima di guerre, si chiama come a sedi di Besole a resistere all'attacco dai Veneti, che domanda in 30.000 ducats d'oro per sparagnale dal Sac. Al 7 di giugno del 1420, Tristan di Savorgnan, il traditore de patrie, entra in città con le truppe veneziane di Taddeo d'Este. C'è il loro patriarchi che è al forest, un da urdi che l'altri, tutti i paesi dei patri dal Friuli hanno di rindisi ai veneziani.
Dal 1445 il nuovo patriarca veneziano Ludovico Trevisan accetta il concordato imponuto di Vignesie, facendo così finì anche sulle chiarte l'indipendenza dal Friuli. Di come in devant i veneziani si darà da par fa dai fedeli e buoni furlani i custodi delle frontiere sue e dell'Italia. Come convinto dut Vignesie e ha mettut fin al Stato patriarcale furlan. Ma in qualche maniera l'identità furlane è continuata là in devant. Sicuro, proprio perché è venuto mancul il nome del Stato patriarcale furlan, noi è venuto mancul la patria dal Friuli, che UE può definire come fatte di una coscienza nazionale con sia costumi, sos les, una cultura, una lingua, tradizioni, che sta lì restata. È restata anche perché si era ormai illidrizzata ai secoli, a mancul tacant dall'anno 1000. Fra l'altro, una delle particolarità de patria dal Friuli è proprio chis non calta che più o meno cultor dall'anno 1000, perché con patrie si voleva proprio determinare un territorio fra l'altro un evore grande, un evore più grande al Ducato, per esempio di Savoia, per fare un esempio di che epoca là. E fra l'altro chi si differenziava un evore di ciò che succedeva nel resto d'Italia, dove che l'identità non era nazionale o regionale come tal caso del patria dal Friuli, ma era più un'identità cittadina. Chi ha avuto un riflesso interessante anche sulla questione delle lingue. Perché che noi abbiamo una lingua regionale o nazionale, come la vogliamo chiamare, e invece dalla gran parte d'Italia abbiamo dei dialetti cittadini. Cisilino, quali li so pensare sull'importanza delle ricorrenze dai 3 di aprile dal nostro tempo? Ma dicono che c'è che il 3 di aprile 1077 lì non può essere infevelata identità furlane a mancul c'è manca la conoscenza. E fra l'altro va dat mert a perché piacerean di veri scoviare queste date non come sotto il profilo storico ma anche sotto di quel sociale, culturale e politico. È stato proprio Precheco che dal 1977 ha organizzato a Quilè la prima festa dal Friuli, che dopo è là in Devant Tagliains è arrivata fino ai nostri dis e come anche un riconoscimento di bande dalla regione con una legge regionale. Ho creduto che l'identità culturale che la patria dal Friuli ha contribuito a costituire nos rende al di più di una tiara di confine, di una periferia, ma nos rende proprio che l'elemento lì cur pulsante d'Europa, perché chi è l'unico posto in Europa dove si incrociano e convivono di secoli le 3 grandi culture europeane, che latine, che sclave e che tedesche. E io ho creduto che questa sia la più grande eredità che non ha lasciato il Stato patriarcale furlan. Grazie. Il 2015 è stato l'anno che ha veduto riconosciuta in maniera ufficiale da regione la Fiesta de Patria dal Friuli, in grazie di approvazione della legge numero 6 dai 27 di marzo. Il suo obiettivo è quello di ricordare e di valorizzare le origini, la cultura e la storia del popolo furlan. Questa è poi diventata dunque una grande occasione per tutti noi, furlans di origine o di adozione, per tornare a scoprire la nostra storia, la storia dei nostri territori, i nostri lidris, la nostra identità di popolo. E non come con un voli bande il passato, ma anche e soprattutto indrecciata al presente e all'avvenire. Ringrazio il dottor William Cisilino, la dottore Francesca Battistuta e il dottor Marco Torresin per essere stati con noi e per aver sclarito insieme i diversi aspetti legati a queste importanti ricorrenze. Ringrazio voi altri spettatori per essere stati con noi e per la vostra attenzione. Us saluti e us auguri una buona serata.